Ed eccoci nuovamente collegati. Evidentemente i giocatori non hanno ritenuto opportuno di disputare i tempi supplementari, date le pessime condizioni del terreno di gioco e il tempo cattivo, e quindi si passerà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore. A cominciare sarà il Mussomeli con il proprio numero 8 Intilla, quindi Intilla contro Barone. Situazione abbastanza insolita qui a Mussomeli, non eravamo abituati, almeno per quanto io ricordi, a vedere i tempi supplementari. Comunque ci hanno evitato pure questo, di vederli per la prima volta. Si passa direttamente ai calci di rigore ed è Intilla che dispone la palla sul dischetto. È tutto pronto per la battuta. Anzi no, l'arbitro fa disporre i giocatori incaricati del tiro dagli 11 metri sul cerchio del centrocampo. In aria devono restare solo il portiere e l'attaccante avversario che tenterà la trasformazione. Il primo a calciare dagli 11 metri, ripetiamo, sarà Intilla per il Mussomeli. La palla viene spostata dal vento forte che soffia alle spalle del portiere. Parte Intilla, tiro, rete. Mussomeli dunque in vantaggio, trasformato il primo calcio di rigore da Intilla. È stato un tiro abbastanza lento, telefonato, oserei dire. Il portiere è arrivato con un attimo di ritardo e non è riuscito a raggiungere la sfera, che si è insaccata comunque molto angolata vicino al palo di destra della porta, occupata in quel momento da Barone. Adesso è Parisi primo per il Villafranca, che tenterà di pareggiare le sorti dell'incontro. Loconte si accascia, parte Parisi ed è gol. Molto buona l'esecuzione del numero 5 del Villafranca, che ha messo la palla sotto la traversa. Un tiro un po' pericoloso, se vogliamo, visto il forte vento che avrebbe potuto alterare la traiettoria della palla. Quindi il risultato ristabilito, 1-1 per quanto riguarda i rigori. Naturalmente ricordiamo che l'incontro è finito 2-0 per il Mussomeli. Adesso è Nola che va alla battuta per la squadra rossoblù. Attimi di tensione sugli spalti, ecco che parte Nola, si muove il pallone, comunque Nola riesce a trasformare lo stesso. 2-1 per il Mussomeli. Vediamo chi si porterà alla battuta per il Villafranca. Ci sembra che si tratti del numero 6 Balsamo. Balsamo contro Loconte. C'è pure difficoltà per quanto riguarda la battuta dei rigori. Parte Balsamo senza rincorsa, palo e gol. Splendida esecuzione di Balsamo. Palo e gol, situazione di parità 2-2. Terzo calcio di rigore. Va ad eseguirlo il numero 4 Bella, un giovanissimo. Parte Bella, breve rincorsa e palla all'incrocio. Molto bella anche questa esecuzione. E nuovo vantaggio per il rossoblù del Mussomeli. Il capitano Aquiliera crediamo che sia un giocatore di esperienza. Gli abbiamo visto battere diverse punizioni, tutte le rimesse, tutti i falli laterali all'andata. Era dotato di una lunga gittata nella rimessa con le mani. Aquiliera contro Loconte, parte Aquiliera, tiro ed è gol. Spiazzato Loconte, palla che si insacca dal lato opposto. E siamo 3-3. Quarto calcio di rigore per il Mussomeli, va alla battuta Mistretta.
Parte Mistretta, tiro ed è gol. 4-3 per il Mussomeli. Molto freddo Mistretta, ha trasformato. Eravamo un po' preoccupati per questa esecuzione in quanto il giocatore non aveva offerto una prova esaltante quest'oggi. Temevamo che potesse sbagliare anche dagli 11 metri, invece il numero 7 ha trasformato con molta freddezza. Adesso è Parisi secondo che si incarica di battere il quarto rigore per la sua squadra. Parte e para Loconte, parato da Loconte il calcio di rigore. Svolta della partita e il quarto rigore. Il Mussomeli si trova in vantaggio per 4-3, visto che Parisi secondo si è fatto parare il calcio di rigore da Loconte. È stato un tiro centrale. Loconte con i piedi è riuscito ad intercettare la sfera e adesso è tutto poggiato sulle spalle di Valenza. Valenza che ha messo a segno la doppietta che ha consentito alla squadra del Mussomeli di poter arrivare ai calci di rigore. Quindi ancora Valenza si trova ad essere il giocatore incaricato di risolvere la partita. Vediamo se coronerà questa sua splendida giornata. Parte Valenza ed è gol e il Mussomeli è qualificato. Non c'è nemmeno il tempo di battere il quinto rigore, perché Valenza ha trasformato e quindi il Mussomeli riesce a superare quest'ostico avversario. Questa squadra del Villafranca Sicola, che ricordiamolo ancora una volta era la squadra detentrice del trofeo regionale delle province, e il Mussomeli quest'oggi è riuscito a capovolgere le sorti dell'incontro, che lo avevano visto soccombente in quel di Villafranca con il risultato di 2-0, e poi è stato Valenza quest'oggi a mettere a segno le 2 reti per la sua squadra, reti che hanno portato ai tiri dagli 11 metri, e poi è stato lo stesso Valenza ad eseguire l'ultimo calcio di rigore per la sua squadra e a metterlo a segno, ponendo fine dunque a questa partita. Una nota di merito va pure al portiere Loconte, che ha neutralizzato un calcio di rigore eseguito dal numero 9 Parisi. Dunque Mussomeli che passa al turno successivo. Signori e signori, buonasera. Siamo qui con i 2 allenatori, Raimondo Raviotto del Mussomeli e con il signor Di Rosa, allenatore del Villafranca Sicola. Vorremmo che faceste tutti e 2 un commento su questa partita. Cominciamo dal signor Di Rosa. Io devo dire che è un peccato che una delle 2 squadre debba essere uscita, perché sono tutte e 2 delle bellissime squadre e le posizioni di classifica dei rispettivi campionati parlano da sole. Primi siamo noi e primi siete voi, a quando mi risulta, diciamo. Poi, se non erro, il Villafranca Sicola mi sembra che fosse il detentore di questo torneo. Sì, infatti l'anno scorso l'abbiamo vinto e, come dicevo poco fa a alcuni dirigenti vostri, noi l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di passare ai rigore. Quest'anno è toccata a voi questa fortuna. L'augurio che facevo poco fa infatti era questo, visto che sta toccando a voi, l'augurio è che possiate arrivare a vincere anche la finale. Ed ora passiamo all'allenatore del Mussomeli,
Raimondo Raviotta, e vorrei chiederci questo. In settimana avevo alcuni dubbi per quanto riguardava questa partita, cioè pensavo che i ragazzi magari si fossero rilassati, che questa partita non la prendessero per il verso giusto e non ci mettessero quell'impegno che invece ci voleva per superare questo turno. E a quanto pare si è superato il turno, e si è superato il turno in maniera veramente brillante. Ora vorrei che tu facessi un commento su questa partita, non lo so. Ecco, io intanto non posso che confermare quanto ha detto poco fa il collega Di Rosa, per un motivo semplicissimo, e questo mi dispiace anche a me, che una delle due squadre purtroppo debba uscire dalla competizione. Io sapevo quanto potesse essere difficile questa partita, sapevo qual era la forza del Villafranca, perché me ne ero reso conto a Villafranca, dove avevamo fatto una partita di contenimento ed eravamo stati schiacciati nella nostra area dalla squadra del Villafranca perché aveva adottato uno schema di gioco, una preparazione di gioco indubbiamente a loro favorevole, perché conoscevano il campo, conoscevano la situazione del terreno e quindi abituati a giocare in una certa maniera, ma avevano mostrato tutta la forza della squadra. Io non ho fatto altro che da quella partita preparare anche durante il campionato, e posso dire senza timore di essere smentito che nel nostro girone non c'è una squadra che possa essere ai livelli del Villafranca, e proprio per questo motivo avevo preparato la partita giocando il campionato, non giocando il campionato per arrivare a questa partita così. Durante il campionato, sia col Villalba sia col Montedoro, avevamo preparato l'incontro col Villafranca, perché sapevo quale era difficile, quale era la difficoltà dell'incontro, ed è stato dimostrato. Noi siamo riusciti ad andare al secondo gol proprio all'ultimo, perché vabbè, probabilmente era scritto che la partita dovesse finire così, che l'incontro dovesse finire così. Qua il discorso che faceva il collega poco fa della lotteria dei rigori è un discorso che è sempre valido. Queste sono partite intanto da giocare con un clima diverso da quello di oggi, in una situazione ambientale diversa, perché qua non è facile andare ad individuare le qualità tecniche dei vari componenti, le rose delle formazioni, proprio perché uno gioca ma si impegna allo spasimo, come hanno fatto quelli di Mussomela, hanno fatto loro del Villafranca, ma quando il vento ti porta la palla da una parte, il terreno è quello che è, perché stamattina nevicava, c'è poco da andare ad analizzare la situazione tecnica. Per noi è stata un'enorme soddisfazione passare il turno, ma per un motivo semplicissimo, perché abbiamo passato il turno non eliminando o giocando con una squadra qualsiasi, abbiamo passato il turno giocando con la squadra che ha vinto il trofeo l'anno scorso, che è prima nel proprio girone e che ha mostrato tutto il proprio valore. Siamo in compagnia con il giovanissimo presidente del Mussomeli, Nino Anzalaco, al quale chiediamo le impressioni tecniche dell'incontro su un campo impossibile e rimontare 2 gol con una squadra che evidentemente ha dimostrato tutto il suo valore. Come hai già tu predetto, era un campo un po' impossibile. Le condizioni meteorologiche erano altrettanto impossibili per il vento e la pioggia e un po' di grandine. I ragazzi era da più di 20 giorni che aspettavano questa partita per riscattarsi dalla beffa subita fuori casa gli ultimi 7 minuti, 2 gol, quasi tutte e 2 si può dire autogol su una svista pure dell'arbitro. E lo hanno visto tutti i tifosi che ci stanno seguendo e che meritano il primo applauso per questo Mussomeli. Si può dire che hanno dato il cuore e l'anima, sia i giocatori, sia i tifosi che sono stati fino all'ultimo dopo i rigori, l'allenatore che ha indovinato marcature e tattiche e tutto, che cosa si può dire di più? Però siamo primi, abbiamo passato gli ottavi di finale della Coppa Trinacri, il torneo delle province, speriamo di finire sempre in meglio. Ringraziamo il presidente Lanzalaco. Siamo in onda ancora qua con uno dei protagonisti della squadra del Mussomeli, dell'incontro.
È stato un protagonista anche perché è un giocatore dotato di tanta classe, ma oggi ha sacrificato la classe per la quantità più che per la qualità. Le impressioni della squadra avversaria è un giudizio tecnico. Beh, dare un giudizio oggi non è possibile perché con questo tempo e questo campo qui non hanno dimostrato, cioè sia loro che noi non abbiamo dimostrato di giocare, non ci potevamo esprimere al nostro meglio, né noi né loro, quindi dare un giudizio mi è impossibile. Ringraziamo Franco Nola. E intervistiamo il pulcino del Mussomeli, uno dei migliori in campo del Mussomeli, che è stato gravato da una grandissima responsabilità, quello di tirare un calcio di rigore che alla sua età è anche una grossa responsabilità e ci dà la dimensione di questo ragazzo e dove può arrivare questo ragazzo. E niente, avevamo già provato noi questi rigori venerdì. Devo dire un grazie al mister che mi ha dato questa possibilità. Non credevo di farcela, anche allo zio. Comunque sono molto contento. Grazie. E qui abbiamo veramente la più grossa soddisfazione di intervistare Gero Valenza in un momento particolare, dopo che ha conseguito la sua laurea in medicina, che è già qualche cosa per l'avvenire. Nonostante ciò ha tanta voglia di giocare, oggi ha dimostrato in campo mettendo a segno 2 gol bellissimi e mettendo proprio con una prestazione veramente eccezionale. Che devo dire, non lo so. Dacci un giudizio tecnico, come ti sentivi in campo? In campo io come tutta la squadra eravamo molto tranquilli, sapevamo quella che era la nostra forza, chiaramente avevamo di fronte una squadra che ci aveva molto impegnato nella partita di andata. Però come detto prima eravamo molto coscienti della nostra forza e siamo andati in campo per vincere questa partita e alla fine siamo riusciti con una prova corale e degna di ammirazione. Bene, dopo il vittorioso incontro di oggi pomeriggio contro il Villafranca Sicula, eccoci in un localino caratteristico di Mussomeli dove tutta la squadra assieme allo staff, l'intero staff tecnico e dirigenziale festeggiano questa magnifica giornata che ha visto la squadra mussomolese qualificarsi al turno successivo della Coppa regionale delle province. Visto che Mussomeli quando gioca vince senza fatica, prende se faccia e proprio piccicca. Quando gioca Mussomeli è come una ghia, che quando passa si cala fino ai ponti e prende se faccia e lo lo conta. Grazie. La parola allo zio Torillo, prego. La squadra va bene in quanto costruisce il gioco e fa azioni veramente di serie superiore. Bene, a questo punto io darei la parola al mister della squadra del Mussomeli, il signor Raviot, e gli porrei una domanda un po' particolare che forse non si fa spesso, cioè di dare un voto a ciascun giocatore della sua squadra e un voto anche al pubblico. Allora, la domanda è estremamente imbarazzante, però ha una risposta estremamente semplice. Ritengo che proprio in questa occasione sia difficile catalogare voto per voto, giocatore per giocatore, quindi ritengo estremamente corretto, oltre che doveroso e necessario, esprimere un voto complessivo per la squadra in se stessa. Il voto per oggi è un 9,5 ampio, il 10 si dà alla perfezione. Noi non abbiamo raggiunto purtroppo la perfezione, ma ci siamo andati molto vicini, soprattutto nelle condizioni in cui oggi si è giocato.
dare al pubblico il voto è 10 pieno, perché con il freddo che c'era, la neve e tutto il resto, fare il tifo è stato il 12° uomo in campo per il Mussomeli, quindi un 10 pieno al pubblico. I giocatori, niente, sarebbe sciocco. Mister, mi scuso, lei è molto diplomatico, passiamo ai particolari. Esatto. Ecco, allora, visto che qua vogliono analiticamente, dice qualcuno, il voto, cercherò di darlo, ma i voti singoli non rispecchiano il voto di squadra, perché quello che è importante è il gioco di squadra. Quindi comunque Lo Conte è stato pressoché impeccabile oggi, quindi è a dimostrazione di una maturità che domenica dopo domenica continua ad acquisire, ecco. Canalella, per Canalella è lo stesso discorso di Lo Conte. Ha interpretato il proprio ruolo in maniera esemplare, deve soltanto correggere alcuni piccoli difetti di mentalità più che altro. Poi niente, come tutti i giovani è costretto, obbligato a migliorare. In ogni caso dimostra in campo che è di enorme valore. Giancarrusso ha avuto un compito estremamente difficile oggi, che era quello di difendere e di fluidificare. Ha svolto questo compito in maniera esemplare. Ogni tanto ha avuto dei problemi, ma penso più che altro per le condizioni atmosferiche e per qualche calcio di troppo che ha beccato. Quindi anche per Giancarrusso l'ottimale. Bella, niente, per Bella è un giudizio estremamente positivo. Fra i giovani è quello che pure così sembra, avendo cambiato il ruolo, è riuscito a inserirsi, ad integrarsi nella nuova mentalità con la più semplice, con la più naturale predisposizione, quindi basta questo per giudicare la prestazione di Bella. Lo zio Luigi oggi ha giocato benissimo, perché è riuscito a intervenire nei momenti cruciali con il tempismo giusto, con l'esperienza che ne caratterizzano possiamo dire la professionalità di calcio, anche se a livello dilettantistico. Poi c'è? Pasquale Genco. Su Pasquale Genco bisognerebbe fare un discorso tutto particolare. È sceso dalle stelle sui terreni di gioco, è bastato questo per realizzarlo come ottimo calciatore. Ha tutte le qualità per essere un ottimo calciatore. Ogni tanto si distraeva, siamo stati in grado di tenerlo un po' a freno, e questo forse è anche merito nostro. Mistretta, il fromboliere della squadra, il funambolico. Il terreno purtroppo oggi non era adatto ai mezzi tecnici del giocatore, però ha dimostrato, soprattutto al termine della partita, quando
le forze mancavano anche un po' a tutti di che pasta è fatto. È riuscito a indovinare alcune giocate di livello prezioso veramente. No. Franco Nola è assente qua purtroppo, però ha confermato oggi di essere in un periodo eccezionale. Continua a giocare a livelli di categoria superiore e di questo tutta la squadra, la società compresa, è veramente contenta. Abbiamo un centravanti che mi dicono si chiama Calogero Valenza, ha una serie di soprannomi, Chips, una serie di soprannomi così come i brasiliani usano nel loro paese. Una volta lo chiamavano Chipster, ogni tanto lo chiamano Patata, non lo so. Comunque ora qua mi risulta un altro, un Montenegro. Comunque avrebbe meritato in passato di giocare a livelli se non professionistici quasi. Sta dimostrando ora, dopo aver affrontato enormi sacrifici per ottenere lo scopo che era lo scopo della sua vita, quindi la laurea, e quindi una scelta di vita che ha dovuto fare. L'impegno professionale dello studio e l'impegno amatoriale del calcio li ha combinati in maniera pressoché perfetta e oggi ha dimostrato di essere un campione. Le 10 è Sergio Noto, detto anche lui il Rivelino, qua noi usiamo i termini brasiliani. Sta recuperando una preparazione che gli mancava a causa del servizio militare, la sta recuperando e partita dopo partita migliora le proprie prestazioni e anche lui, se non è al livello massimo, poco ci manca. Peppe Indilla, un altro ex militare da poco ritornato alla patria casa e non alla patria stato. Anche lui sta recuperando lentamente la propria condizione fisica e il recupero di questa è importantissima per il giocatore. In ogni caso, pur in condizioni precarie, è capace di mettere in gol, in rete, palle che poi sono gol che sono indispensabili per il proseguo della squadra, per il proseguo positivo della squadra. Oggi ha giocato bene, ha cercato di fare un gol alla brasiliana con un pallonetto che purtroppo il terreno di gioco, la pressione, la tensione non hanno favorito. Comunque l'intenzione era geniale e tale rimane sempre. Per il resto della squadra sono tutti dei gran bravi ragazzi e su 21 giocatori si possono benissimo fare 2 squadre dai livelli molto elevati. Il presidente, se c'è da dire qualcosa sul presidente, c'è da dire soltanto che ha bisogno di aiuto. Ha bisogno di aiuto perché da solo non potrà sostenere il peso, l'onere della società e questo è un concetto che tutti dobbiamo tenere presente se vogliamo che questo nostro Mussomeli vada avanti per come sta andando avanti.